Casa Pasqualotti si è riaccesa ed è di nuovo pronta per questo Natale 2025. Quali sono le novità rispetto all'edizione passata? Rispetto all'edizione precedente abbiamo messo il fuoco d'artificiale sul tetto che simula un fuoco artificiale e poi il grande alberone in mezzo. Più o meno quanti sono le luci? Ne aggiunte di più? Sì, quest'anno abbiamo aggiunto più luci, siamo circa sulle 6-7 mila luci, 6.500 all'incirca. Quanto tempo ci ha impiegato per programmare comunque la coreografia, insomma, questo scenario natalizio, e dal punto di vista pratico e tecnico per allestire, insomma, quanto ci è voluto? Allora, diciamo che tra progettazione, ideazione eccetera passa un anno intero. Poi la realizzazione, siccome sono tutti pezzi che faccio io o con la stampante 3D oppure proprio di trapano, anche lì si comincia a gennaio per finire a novembre. La programmazione vanno via circa 3 mesetti e poi ci vuole un mese per montare il tutto. Ma quest'anno sbaglio o ci sono più musiche? La musica insomma è più protagonista della coreografia? Sì, è cambiata un po' tutta la coreografia, quindi anche la musica è un po' meno natalizia forse, quindi più perché le canzoni di Natale sono quelle, quindi a un certo punto finiscono. Infatti le mie figlie hanno detto: papà, dal prossimo anno riprendiamo dall'inizio, perché loro preferiscono le tipiche canzoni natalizie. Quest'anno diciamo che la comunità ha risposto molto bene e abbiamo avuto anche il patrocinio del comune e quindi è diventata una festa di quartiere. Infatti questa sera c'è molta gente che ha risposto al vostro invito. Si può dire che nel tempo l'accensione di Casa Pasqualotti diventerà insomma un'iniziativa di quartiere ma anche di città? Sì, beh, è un'iniziativa di quartiere sicuramente, perché abbiamo l'appoggio sia della parrocchia, poi anche gli alpini che ci fanno le castagne, il vibrulè, il tè caldo, facciamo i popcorn col Family Fest e quindi sì, è diventata proprio una cosa di quartiere e vedremo come darà nei prossimi anni. Per i curiosi che verranno magari in questi giorni a vedere Casa Pasqualotti da fuori, c'è un augurio che vuole fare? Sì, ecco, chi viene a vedere le luci, se è in macchina, si metta la frequenza FM 90, così sente la musica che adesso c'è, la sente direttamente dalla radio e capisce tutto il gioco di luci.